è la nostra prima volta e ovviamente siamo contenti di questo. E credo che sia meritata, sì, sicuramente. In questa partita si è visto la tranquillità, il bel gioco nel primo tempo. Il secondo tempo ovviamente c'è stata sofferenza e sacrificio. E tutte cose che però a noi servono per crescere e soprattutto per salvarsi. E comunque devo fare i complimenti alle ragazze perché hanno interpretato la gara come l'avevamo preparata, e giocando e cercando di fare tutto quello che sapevano che dovevano fare. Quindi contento del risultato e della prestazione. C'era stato un momento di flessione in questo campionato quando il Valpo non riusciva più a fare risultati. Adesso la marcia è partita in maniera abbastanza spedita con queste 2 vittorie. Sì, e diciamo che ci mancava più che altro il risultato, perché il lavoro in settimana è sempre stato fatto bene, le prestazioni comunque non erano male, mancava quel qualcosina in più sto aspetto della determinazione e della voglia a tutti i costi di arrivare al risultato, cose fondamentali per salvarsi, e nelle ultime 2 partite abbiamo ritrovato anche queste e quindi siamo sulla strada giusta. Mister, la stessa domanda che ho fatto all'allenatore avversario, dicevo con l'allenatore del Fimauto che è una vittoria sostanzialmente meritata, quella del Chievo. Boh, non so se sia stata meritata o meno, certo è che hanno vinto, hanno fatto più di noi, e quello sicuramente. Non so quanto merito loro, quanto demerito nostro. È chiaro che la partita di oggi è stato il riassunto del lavoro della settimana. Avevo rimproverato la squadra più volte per scarsa voglia di allenarsi, per scarso impegno, e tutto quello si è rivisto oggi. Io credo che il Valpo, se l'ha meritata perché ha avuto più voglia, più grinta, più cattiveria, più determinazione, perché poi la partita in sé è stata brutta, con poche occasioni, con poche giocate, con tante interruzioni, per cui non è stata una gran partita, e noi non abbiamo fatto niente per cambiarla. Loro almeno hanno messo l'impegno, hanno messo la voglia di vincere. Il pericolo della vigilia che poi si è avverato era quello forse che con una squadra con tante straniere sicuramente sentissero meno l'importanza del derby. Difficile inculcare l'importanza di un derby magari a giocatrici che vengono da varie parti del mondo rispetto a giocatrici che magari disputano una partita, non dico dell'anno, ma quasi. Ma no, non credo, anche perché anche le italiane non è che l'abbiano sentito molto, se vogliamo essere sinceri. È stata proprio la squadra in sé che ha sbagliato l'approccio alla partita. Probabilmente le 2 vittorie hanno fatto pensare che si è troppo forti, che si può affrontare il Valpolicella o qualche altra squadra in modo diverso. Invece oggi ti hanno insegnato che tutte le partite sono da giocare, tutte le partite sono difficili, e se non metti la giusta grinta e la giusta concentrazione dei risultati non ne fai. Mi dispiace che questa sconfitta sia venuta nel derby, però doveva venire, perché credo che non stavamo più coi piedi per terra dopo le 2 vittorie di fila. I'm disappointed. I don't think that any of us are satisfied with the way that we played. We knew it was going to be a very tough game, a lot of emotions, very aggressive, and I just don't think we came to that level that we wanted to be at. We kind of got sucked into the way that they wanted us to play. We didn't play our own football. We didn't play good enough technically, not fast enough, and I think everyone's just disappointed that we didn't reach the level that we're capable of. Non siamo contente perché in una partita così aggressiva non siamo riuscite a giocare, non siamo state veloci, non siamo riusciti a fare quello che è stato preparato in settimana, e per questo siamo dispiaciute. A defeat, after 2 victories, how can we start now, Verona? I mean, this is football. We had 2 good weeks where we played as a team and we got the results that we wanted, and today we didn't play at the level that we can, and that's football. I mean, it goes up and it goes down, but we win as a team, we lose as a team, and now we just have to get back together on Monday, and we have 2 weeks of practice, and we have Juventus at home next. So our goal should be that we're going to be the first team that beats them this year. Abbiamo 2 settimane per prepararci, dobbiamo tornare a vincere da squadra come abbiamo fatto a Firenze e qui contro Ravenna, perché è questo che è mancato oggi, ma è calcio, ci può stare una sconfitta in un derby, però dobbiamo ripartire tornando a fare quello che abbiamo fatto in queste ultime 2 gare. Grazie.